Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner, è un lunedì che ci consegna un Catania davvero da record, 3 vittorie su 3 gare giocate, 11 gol fatti, 0 subiti. Fra poco parleremo di questo e non solo di questo, lo faremo come sempre con con i miei fidati, ne parliamo amici. Con chi è bravo a non prendere gol. Questo lo faremo fra un po', senso, fra un pochino, fra un po'. Avete sentito già Angelo Patanè, buonasera Angelo. No, però mi dà l'assist, capirai, posso stare zitto. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera a voi. Dall'altra parte dello studio, ma accanto a me c'è Max Velotto. Buonasera a tutti quanti voi. Adesso vado veramente dall'altra parte dello studio, dove c'è la nostra Giulia. Buonasera a tutti e io vi ricordo che aspetto i vostri messaggi al numero 342 771 2855. Allora, ci piace iniziare. Scusa, Angelo, volevo chiedere ad Angelo Patanè, ma lo zainetto l'hai preparato? Zainetto l'ho pronto. Dove vai? Siamo in partenza. Sei in partenza già oggi? Partenza da oggi, siamo già partiti perché anche il nostro promo è già andato in onda, avremo una diretta importantissima, è un regalo che Telecolor, la nostra azienda, la direzione sportiva di questa emittente sta conferendo ai nostri tifosi, è il primo di una lunga serie tra l'altro Alessandro, e mi auguro che qualche volta lo zainetto lo prepari anche tu, perché in partenza no? con noi. Intanto siamo io, Marco Carli, ovviamente Carlo Breva, al quale facciamo gli auguri anche con un giorno di ritardo rispetto al compleanno. Auguri a Carlo. Angelo Pandolfo. Angelo Pandolfo, qualche volta ci accompagnerai anche tu. Ben volentieri. Max resterà in studio perché ci servirà in studio per avere la conference diretta su quelle che sono le occasioni mancate. Che cosa ci stiamo dicendo? Che cosa vogliamo dire? Una diretta, la prima in esclusiva in chiaro per i nostri utenti, gratis, per chi ci vede alla Sicilia, gratis, e faremo Cosenza Catania. Sottolineiamo per chi ci vede in Sicilia, quindi sul digitale terrestre, sulla TV. Peccato, non abbiamo i diritti streaming. Purtroppo però i diritti in streaming Però non consentono. Basta prendere un volo per Catania e vedere la partita. Si rientra a casa, esatto, in un bar, qualsiasi. Esatto, e si va a vedere la partita. Sarà una delle prime nostre dirette e tra l'altro non ci saranno i tifosi del Catania perché è stato confermato l'inibizione ai tifosi di portarsi fino a Cosenza, e in un momento del genere sarà, Angelo, probabilmente una grande emozione anche per noi andarla a raccontare, andarla a commentare. 4 ore di diretta. Lunghissima diretta, 5 cominciamo ore di macchina. Si inizia alle 14. Cominciamo alle 14, finiamo alle 18, quel giorno non ci sarà il telegiornale di pranzo di Telecolor perché cominciando alle 14 ovviamente daremo spazio alla lunga diretta. È soltanto la prima di una lunga serie. E speriamo che sia una serie a fisarmonica, perché i nostri diritti al momento riguardano un pacchetto e speriamo che il pacchetto diventi un bel pacchetto, non sappiamo mai. Grazie per questa bellissima notizia. Prima di cominciare, prima di vedere la copertina, ci sono un paio di messaggi, vorrei andare subito da Giulia, ce ne sono diversi, però un paio soltanto prima di vedere la nostra copertina. E io inizio proprio da questo. Buona serata, la determinazione e la giusta concentrazione, ma soprattutto la pazienza di saper attendere per colpire fanno sempre la differenza. Forza rossazzurri, un pensiero per Angelo Patanè che fa vivere le partite con passione. Magistrale la sua citazione di stasera nella descrizione del gol. La sfera si va a collocare dove regna la ragnatela, unico. Antonio, presume sia il gol di Lunetta, no? Assolutamente sì. Okay. Quello non può... Max, posso chiederti subito una cosa, ma l'arbitro, me lo dai il voto di ieri dell'arbitro? 6,5. L'aveva già dato, devo essere sincero, sabato sera. Allora facciamo così. Perché non col mezzo punto più che ti aspettavi? Va bene, ok, come non detto. Vediamo il film della partita nel racconto con la voce, nelle immagini di Angelo Patanè, il montaggio invece è del nostro Ottavio Longo. Vediamo. Era febbre del sabato sera, 20.000 la terza di campionato, e forse un record in Serie C. Un altro record, quello di andare alla terza vittoria consecutiva. Incredibile il sottofondo del maestro Franco Battiato, con la curva nord dello stadio Angelo Massimino che ricorda il maestro e la sua cura, abbi cura di te. Questo è quello che dicono i tifosi del Catania. Che emozione, Carlo! Sì, viene la pelle d'oca veramente.
partita è iniziata proprio in questo istante. 7 maglie rosso-azzurre all'interno della rigore, pallone che spiove nel bocca pallone. Il gol del Catania. Gerardi ha messo il pallone dentro, gli è parso la testa di Gerardi. Lo scambio sempre a sinistra con Cicerelli, poi arriva Donnarumma, lo scambio l'1-2, pallone all'interno dell'area di rigore, può caricare il destro a lui. Palla che calciato veramente bene. sì, fallo, il controllo tra due avversari, ancora una volta braccato da Gerardi, si apre un pertugio, c'è la parata pazzesca da parte di Dini. C'è Jimenez che ha messo un pallone al centro dell'area di rigore, poi ha provato la girata. Rigore. C'è la card, vuole rivedere l'azione, l'assistente alla FVS ha detto che ha guardato ed è calcio di rigore, così è. La rincorsa di Cicerelli, il tiro e il gol! Questo sì che gol! Cucchiaio di Cicerelli. Il cucchiaio. Grande personalità in un momento difficile magari per un altro giocatore. Incredibile, partenza di Menez, auto-ausilio, parte largo a sinistra, gliela mette sulla marcia e Aloy piatto. Oggi ha fatto una grandissima partita Aloy. Casa sola, arriva centrale, lo spazio per Lunetta che è diventato capitano. Gol di Lunetta, ragazzi, che gol! Grande gol. Questo non è un gol normale, questo è un gol da Serie A, questo è un gol da PlayStation. Finisce con i 3 fischi del signor Poli di Verona, che ha diretto davvero una buona partita. Bravo a Poli di Verona. Noi avevamo un impegno che volevamo mantenere, perché così come è successo alla prima di campionato, noi abbiamo avuto come nostra assistente Mary, che qua indossa la sua carissima maglia numero 10, che è quella di Mary, che anche questa volta è stata con noi a sentirsi le nostre radiocronache, a sentirsi i nostri gol. Allora, questo è l'omaggio che... Grazie all'Ottavio, cosa non si fa per andare poi ad inseguire quelli che sono i momenti che poi stanno quelli che viviamo noi dietro le telecamere, Angelo. Allora, c'è anche un pizzico di scaramanzia, quasi se non fosse così. Angelo, facciamo così, stasera anticipiamo una pillola. Sì, una pillola di 20 secondi. Un fatto normale, il Catania ha battuto Foggia, Cavese, Monopoli, sì. Un fatto importante, come le ha battute? Beh, ne facciamo una riflessione fra non molto, adesso vediamo un attimo se riusciamo chiaramente fra un istante a farvi vedere anche il nostro ospite, però io vorrei nel frattempo tornare da Giulia per qualche altro messaggio. La squadra è in salute e in queste prime 3 giornate di campionato ce lo ha dimostrato. Speriamo che la striscia di vittorie continui ancora ad allungarsi, e sempre forza Catania. Teniamoci stretto questo grande portiere, perché con lui andremo prima in B e poi in A. Buona serata, Italo da Vittoria. A proposito di portiere, allora, visto che ce lo dobbiamo tenere stretto, diamo la buona serata. Grazie per essere con noi ad Andrea Dini. Ciao, buonasera a tutti. Allora Andrea, ti abbiamo visto più volte emozionato, già la passata stagione hai mostrato davvero la tua partecipazione, il tuo pathos, il tuo trasporto. Le lacrime a Pescara, la partita di ritorno. Esatto, diciamo c'è veramente un senso di appartenenza, che molte volte è inevitabile anche quando si entra al Massimino, perché ti travolge. Vabbè, il Massimino parla da solo, no? Ogni volta che si entra comunque ci sono quei brividi che tanti altri stati di Lega Pro, di Serie B, ma neanche di Serie A ti possono dare, quindi questo fa parte del calcio ed è la cosa più bella, penso che un uomo prima che un calciatore possa vedere e possa sentire sulla propria pelle. Allora, qui abbiamo Patanè che è già pronto e c'è anche Alessandro. Vabbè, partiamo da Alessandro, cominciamo da Alessandro. Forse è la cosa migliore. Un paio di domande, perché noi fra poco facciamo la pausa e poi riprenderemo. Beh, parliamo della strettissima attualità. Oggi ufficiale il tuo prolungamento di contratto. Sembra un fatto, diciamo, normale, però
dà continuità, prima il rinnovo, il prolungamento con Cicerelli, ora con Dini. Il Catania sta negoziando la possibilità di prolungare il contratto di Menez. Sono tanti passi in un'unica direzione, cioè è come se questo progetto aggiunga un pezzo alla volta, ma ha un'unica direzione che è molto chiara. Sì, intanto ringrazio la società, il presidente, Pelligra, Grella, tutti per la fiducia che mi hanno dato. Penso che ci sia veramente la volontà di costruire qualcosa di importante. Ora siamo solo le prime 3 partite, però penso che abbiamo dato già un'impronta a quello che vogliamo essere durante questo campionato. Ci vorrà tanto equilibrio perché arriveranno tanti momenti di difficoltà e lì veramente dobbiamo essere tutti veramente uniti per superare questi momenti, perché lì veramente passerà il campionato. Non mi piace parlare della scorsa stagione perché si è conclusa male da un punto di vista sportivo, però un anello di congiunzione mi sento di individuarlo. Da gennaio a oggi è come se si stia sviluppando un percorso di crescita costante, perché la prova dice che nella seconda parte della scorsa stagione il Catania ha trovato la strada, mantenendo lo stesso standard di prestazioni in casa e in trasferta, magari addirittura ha stentato un po' di più in casa, ma in trasferta è stato un rullo compressore. Quest'anno, con l'aggiunta ovviamente dei ragazzi che sono arrivati, quindi il tasso qualitativo sicuramente si è innalzato. È come se questo percorso partito a gennaio oggi stia trovando la sua sublimazione. Penso che, come dice il mister, noi cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. Alla fine quello che siamo durante la settimana poi si vede la domenica e la cosa fondamentale è questo, migliorare giorno dopo giorno, partita dopo partita. Io ti parlo da quando sono qua, ho visto dei ragazzi, quelli che c'erano l'anno scorso, questi che ci sono quest'anno, veramente che sono applicati al 1000% tutti rimaniamo dalla stessa parte e sento veramente quella volontà di fare qualcosa di importante e questo è ciò che alla fine ti porta un risultato, un obiettivo comune, dove non si pensa solo al singolo ma c'è un obiettivo comune e questa è la cosa fondamentale. C'è una figura, tra virgolette, silenziosa, ma che rappresenta la continuità, no? da quel gennaio a oggi, che si chiama Ivano Pastore, un professionista che è arrivato in punta dei piedi, che ha fatto con voi giocatori dei discorsi molto leali, perché questo mi risulta, ha individuato la linea di dialogo giusta con tutti voi e questo credo che oggi si tocchi con mano, perché non è solo ovviamente merito suo, però si vede che in campo è come se foste un'unica cosa, vi aiutate, vi incoraggiate. Dico una cosa e poi ascolto la tua risposta. Nel primo tempo, quasi subito, inizio gara, Pieraccini ha fatto un recupero, tu hai indugiato più secondi pur di dare il 5 a Pieraccini, proprio perché volevate trasmettervi la stessa energia. Guarda, io conosco il direttore da tantissimi anni, ormai sono 10 anni, siamo stati assieme 10 anni fa, dove io praticamente ero al primo anno tra i professionisti e quell'anno vincemmo il campionato e in quest'anni mi è rimasta sempre questa stima, prima dell'uomo, poi della persona professionale, perché prima quello che mi rimane è l'uomo e poi la questione professionale. Quindi guarda, ti dico un aneddoto, diciamo che sul mio rinnovo c'era una parola da un po' di tempo e alla fine questa parola si è concretizzata dopo alcuni mesi, però quella parola alla fine è quella che conta, è come se fosse stata scritto tanti mesi fa e quindi secondo me l'uomo viene prima del professionista. Sì. Prego. Per il resto penso che comunque abbia fatto un bel lavoro, perché comunque non è facile in una realtà come Catania gestire tutta questa situazione qua e penso veramente che ha fatto un bel lavoro, quindi siamo pronti. Allora, prima di fermarci, una domanda dal nostro pubblico. Andiamo da Giulia. Sì, e Antonio Daci Bonaccorsi ti chiede, Andrea, super portierone, come ti trovi a Catania? Non ti vengono i brividi ogni volta che entri in campo per il riscaldamento con un pubblico così? Sempre Forza Catania e portateci in Serie B.
Sì, lo dicevo anche prima, alla fine quando entri al Massimino senti cose che in tanti altri stadi io probabilmente non ho mai sentito da quando gioco a calcio, quindi penso che sia la cosa più bella. Poi però questi brividi si devono spegnere perché alla fine c'è la partita e ti dico la verità, personalmente durante la partita non sento nulla, sono concentrato lì, poi dopo quando magari riguardo le immagini e tutto dico ah caspita c'era tutta questa gente. Quindi... Allora fra poco rivedremo le immagini, un po' di immagini anche della partita. Abbiamo anche delle clip ad hoc particolari. Sicuramente ci fermiamo pochi minuti, restate lì insieme a noi. Rieccoci insieme, allora ricominciamo con le domande per Andrea Dini. Andiamo da Angelo Patanelli. Andrea, ci siamo lasciati a Cava dei Tirreni raccontando un'altra vittoria del Catania. Andrea, tu inizi a giocare a calcio ma non fai il portiere, fai l'attaccante. Sì, inizio come attaccante, un po' come tante storie di portieri, diciamo. Però quello mi ha permesso, diciamo, di capire anche il ruolo dell'attaccante e poi di capire cosa magari possono pensare. Per questo giochi bene anche con i piedi, così bene anche con i piedi? Ma non lo so, ti dico, magari mi è stato molto d'aiuto, quello sì, però secondo me la cosa fondamentale è che magari tante volte mi permette di immedesimarmi in quello che sono magari, che possono pensare gli attaccanti. E davanti. poi giocavi un tempo da attaccante, vera Bravo. sta storia, Sì, e un tempo da portiere. Eravamo piccoli, giustamente. Fino ai 13-14 anni. Però a 16 anni esordisci col Rimini, si accorgono di te, anche a Cesena si erano accorti di te e da lì inizia una bella carriera. Hai mai pensato che se avessi avuto 10 centimetri in più magari potevi essere del giro nazionale? Io penso di no, nel senso che hai una forza esplosiva. Ieri ho visto Sinner Alcaraz, insomma, mi ricordi un po' lui, no? Guarda, non ho mai pensato a chi potevo essere se, ho sempre pensato a migliorarmi giorno dopo giorno, a cercare comunque il massimo sempre da me stesso, senza pensare a se ero destro, ero sinistro, ero più alto, ero più basso, quindi ho sempre cercato solo di lavorare a 360 gradi su quello che poteva essere la mia massima espressione. Grande umiltà, questa è una tua dote che ti rimane da quando eri ragazzino e poi entrare in campo con l'idea di pararle tutte, anche questo è un tuo karma che ancora mantieni rispetto al passato. Sì, lavoro molto mentalmente, è una cosa che mi piace e penso soprattutto che il mio ruolo passa tanto sotto l'aspetto mentale piuttosto che magari su quello fisico, oltre a quello tecnico certamente. Senti, ma ti piace la musica? Sì. Diciamo, non sono un grande cantante, ecco. Ok, però sabato scorso hai avuto una colonna sonora tutta quanta siciliana, La cura di Battiato, sì. Un po' un racconto degli ultimi anni, tu non li hai vissuti, ma i tifosi del Catania sì, hanno vissuto gli anni del fallimento, certo. E sono stati probabilmente loro a curare il Catania ed io mi prenderò cura di te, forse è l'immagine più bella al di là delle note che sono straordinarie. Sì, comunque ti dà una grande spinta, ti fa capire comunque il senso di appartenenza a queste città, a questi colori, quindi è importante, penso che ogni giocatore senta questo perché così possa dare qualcosa in più sempre in ogni situazione. Max, tu che dal campo ne hai viste tante partite, tanti inni, no? Si parla tanto di questo nuovo racconto musicale che anticipa l'ingresso in campo dei giocatori del Catania, ad alcuni sembra particolarmente mellifluo, però grazie a Roma mica è tanto più una marcetta. Guarda, io l'esperienza che ho vissuto nel Catania mi ha portato ad apprezzare molto la tifoseria del Catania. I tifosi del Catania, oltre ad essere tifosi appassionati, che hanno quel senso di appartenenza che dicevamo, dimostrano sempre un'originalità particolare. Io quello che tirano fuori dalla curva nord o dalla curva sud, ma soprattutto dalla curva nord, hanno cose proprio loro originali che io quando ho visto che eravamo in studio, che è uscito fuori quella base musicale, con quello striscione, con quella coreografia, ho detto top, cioè il massimo che possono fare. Sicuramente la prossima partita ci sorprenderanno con un'altra coreografia particolare, perché loro hanno sempre un qualcosa in più da manifestare. Ma voi che insomma non siete siciliani, Andrea, come avete vissuto questo approccio? Sì, è vero, è da 1 anno e mezzo che tu senti altre canzoni prima dell'ingresso in campo.
altrettanto belle, però Battiato è davvero un grande maestro anche del nostro sentire. Sì, sì, comunque ti fa sentire, come ti ho detto prima, questa appartenenza unica a questi colori, a questa città che, come ti ho detto prima, è sempre bello sentire. Certo, la marcetta alla fine mi piace pure, però devo essere sincero. Va bene, Posso? torniamo da Alessandro, poi vorrei andare di nuovo da Giulia perché sono tanti messaggi che arrivano da casa. Abbiamo parlato con Angelo di tappe della tua carriera. Due curiosità. 2019 con il Trapani ottiene la promozione in Serie B, Vincenzo Italiano in panchina, in campo anche Salvatore Aloi come pilastro di quel Trapani. Fai una stagione straordinaria. Ti aspettavi un processo di crescita per la tua carriera più alto rispetto a dove sei arrivato, oppure è un corso normale della tua carriera? Ma fondamentalmente sono stato sempre abituato, diciamo, a dare tutto il mio meglio e a prendere ciò che viene, perché alla fine quando dai tutto quello che puoi dare puoi essere sempre con la coscienza pulita, ti puoi sempre sentire bene. Ci sono momenti della carriera dove tutto ti può girare bene, altri momenti dove magari la carriera non gira, però bisogna sempre rimanere sul pezzo, non bisogna mai mollare. La Serie B quell'anno è stata una tappa comunque che mi ha fatto capire tante cose, dove purtroppo dopo alcune partite non ho più giocato quell'anno, anche perché comunque avevo un collega di tutto rispetto come Carnesecchi, che comunque non è l'ultimo arrivato, però diciamo che comunque sono stracontento di tutto quello che ho fatto e di tutte le scelte che ho fatto fino ad ora. Saltando leggermente più avanti, stagione 2023-24, Catania appena promosso alla D in Serie C, tu a Crotone, il Catania ti cerca, interessamento concreto, perché non è andato a Dama? Perché non si è trovato l'accordo tra le due società. Tu eri già pronto a fare la C'era la valigia? mia disponibilità subito da... Senti, Adriano Ricchiuti che ti ha detto di Catania? Adriano è un grande amico e subito... Lo salutiamo perché sai che ogni tanto Sì. Adrian Sì, come sì, no, sì, questa un grandissimo amico, uno spirito unico, come dico io, un carattere unico, che sprizza, diciamo, gioia a tutti i pori. Lo conosciamo tutti, Adrian, quindi... Ti ha raccontato che faceva qua a Catania? Mi ha raccontato tutto benissimo, Ti ha raccontato anche il dietro le quinte, poi te lo racconto io appena stacchiamo la televisione. Fermiamoci un attimo, fermiamoci un attimo. Persona straordinaria. Abbiamo un bellissimo rapporto, quindi sì. Allora, abbiamo una clip, una prima clip che andremo a vedere. Sono 3 in tutto. Sì, questa è una clip che è anche sonora, quindi praticamente chiedo alla regia di fare sentire anche l'audio, le altre saranno sì di supporto, ma qui c'è anche un audio. E torniamo indietro di qualche mese, Sì. torniamo Ai playoff della stagione 24-25, partita Catania-Potenza. Allora, sentiamo e vediamo. Adesso qualche momento. Anche perché poi il destino ha voluto che i protagonisti di questa clip capisci qual è? oggi sono compagni di squadra. Esattamente, Capisci e dice Giulia che ha una domanda. Allora la domanda la facciamo dopo, Ok. Giulia. La facciamo dopo perché vorrei avere un segnale dalla regia. Uno che in redazione ha Alessandro Vagliasindi, che ha l'almanacco di tutta la vita del Catania. Ho immaginato I cosa suoi quadernoni sono Esatto. famosissimi. Ho immaginato cosa è andato a riprendere. E se Vabbè, no, comunque vorrei un cenno, se c'è anche semplicemente un sì o un no. Un attimo. Arriva. Allora, magari. Il Catania aveva superato il primo turno dei playoff del girone. Eravamo a Potenza. E no, Eravamo a viene Catania. al Massino il Potenza, partita tiratissima, 0-0, a un certo punto il colpo di scena, atterramento nell'area di rigore del Catania, un giocatore del Potenza, l'arbitro Allegretta indica senza esitazioni, non c'era l'FVS, Esatto. no, c'era il VAR, C'era il VAR. Rigore c'era. Viene concesso il rigore, C'era rigore, a no? quel punto una stagione nelle mani di un Andrea portiere. Dini. Contro uno dei migliori Se non la possiamo, cannonieri se del non la possiamo campionato vedere di Serie adesso, la C. vediamo dopo. Eccola qui, dai. 81esimo minuto. Non solo Guardatelo, ma Dopo che il Catania ha subito l'elettroshock del calcio di rigore e la parata di Dini, perché Caturano fallisce il calcio di rigore perché Dini è più bravo.
perché Dini è il più bravo, così dice Patanè. E poi sentiamo la domanda di Il Giulia. caso vuole che i due ora diventano E compagni. allora sentiamo questa domanda, Angelo. Sentiamo. È inerente proprio a quello che abbiamo appena visto, perché Giovanni da Valverde chiede se tu e Caturano avete mai parlato di quel rigore che gli hai parato. Guarda, sinceramente no, perché comunque abbiamo lasciato al passato, ormai è passato. È prescritto. Ci sarà magari modo per fare una battuta su questa cosa qua, però Però ormai io gli ho detto Ma in che- allenamento ha calciato un rigore contro di te? ha calciato, però eravamo talmente concentrati di rifinitura che non c'è stato neanche, non volava neanche una mosca, quindi non c'è stato modo, dico la verità. Ok. Un'altra domanda da Giulia. Dini, cosa ti ha spinto a scegliere Catania? E comunque complimenti per la parata di sabato, Fabio da Tre Mestieri. Guarda, venne a giocare qua un playoff nel 2019. Sì, Hai preso un gol da centrocampo. 2019, dove addirittura presi il gol da centrocampo. Da Lodi. contro Lodi. E non da uno Ho in qualunque. mente ancora una scena nel momento in cui Lodi mi calcia al rigore, che io alzo la testa, e lì mi ricordo uno stadio strapieno dove neanche c'era un posto libero, erano tutti con i cellulari in mano, e quindi ho avuto negli anni sempre in testa questa scena di questi 1000 flash, 10.000 flash, 20.000 flash che comunque mi sparavano addosso in quel momento, e ho detto cavolo, un giorno magari mi piacerebbe vestire questa maglia e sentire questa roba qua tutte le domeniche, e alla fine si è avverato. Allora, facciamo vedere un'altra clip. seconda? La seconda clip. Qua siamo molto più recente. a un paio di settimane fa, anzi a 10 giorni fa per l'esattezza. La possiamo commentare insieme fra sì, le altre cose. Stadio queste. Simonetta Lamberti, Cavese Catania. No, questa è quella è di la questa terza. settimana. Ora, L'abbiamo svelato, vai, vabbè, andiamo un attimo indietro nel tempo, torniamo a Cava dei Tirreni. Catania in vantaggio per 1-0, minuti di recupero, pressione della Cavese, arriva Orlando, deviazione di Casasola e Andrea Dini fa un miracolo, perché chiaramente è difficilissima la lettura di questo pallone deviato da Casasola. Con la mano di richiamo riesci a dire di no a Orlando. Andrea, come giudichi questo intervento? Come lo giudico? Efficace. L'importanza comunque di non far entrare quella palla era fondamentale, nel senso comunque eravamo agli ultimi minuti, poi si pareggiava 1-1, quindi non giudico la difficoltà, non mi piace giudicare la difficoltà, ma preferisco l'efficacia e quello che poi ha portato il risultato per la Però squadra. Alessandro, si è volevo pensati- sottolineare come Sì. questo intervento di Cava e l'intervento comunque di sabato sera in qualche modo sono molto vicini, sono legati, cioè Sì. nella reattività, nel fatto che... Ma sai Angelo, sì, No, voglio però dire- vedo soprattutto tecnica, cioè qui c'è la tecnica del portiere, Sì, perché però, la voglio reattività dire, ti consente la reattività di reagire al è tiro, fondamentale, ma poi c'è perché essere la tecnica, o in, no, in Andrea? entrambe le circostanze lui con la mano di richiamo prima e con l'istinto proprio puro contro il Monopoli sei riuscito a evitare il gol. Sì, io sono convinto che comunque durante la settimana uno lavora su tutta la tecnica possibile, immaginabile, ma poi su tante situazioni c'è l'istinto vero, dove neanche ragioni in quel momento, ma c'è solo, diciamo, quella percezione dell'occhio di parare quella palla, di comunque non far passare quel pallone. Sì, la tecnica arriva fino a un certo punto, poi secondo me, per come la penso io, c'è l'efficacia comunque del gesto e l'istinto di quel momento. Andiamo a quella successiva, perché già la regia, L'abbiamo così già fatto vedere. facciamo questo collage di prodezze. Siamo a sabato, secondo tempo, Catania in vantaggio 1-0 ancora, pressione del Monopoli, c'è questa azione che si sviluppa sulla sinistra, questa è l'azione che abbiamo visto prima a Cava dei Tirreni. Eccola qui, il cross di Freddy Greco e fall da 5,50 metri, perché Però la l'area linea piccola, dell'area sì. piccola è 5,50 metri, la linea di porta, è gol praticamente sempre, ma non se c'è Dini, perché qui questa parata Cosa è voleva ancora dire più difficile Max? di quella di Cava. Volevo aggiungere una cosa, se andiamo a leggere i tabellini di fine partita, c'è un particolare, se andiamo a Cava, tiro in porta 1, un miracolo, tiro in porta contro il Monopoli 1, un miracolo, ma non è un Ma in miracolo. realtà ce n'è due, perché poi Longo Vabbè, è sì, un però, tiro te lo facile. dicevo. Però la cosa che fa riflettere è che l'intervento non è che è avvenuto sul 3-0, 4-0, ricordiamoci che a Cava il suo intervento ci ha fatto guadagnare dei punti importanti. In casa con il Monopoli stavamo sull'1-0 e se entrava quel pallone forse la partita poteva assumere anche dei connotati diversi.
perché comunque il Monopoli aveva il modo di imbrogliare un pochettino il gioco del Catania per le loro caratteristiche. Quindi secondo me gli interventi e i suoi 3 clean sheet proprio assumono un valore proprio importante proprio grazie al fatto che i suoi interventi hanno in un determinato momento della gara impedito che diciamo, il Catania si trovasse in situazioni particolari. Ci fermiamo, ci dobbiamo fermare, Alessandro, siamo troppo me la in conservo ritardo. per dopo. Te la conservi per dopo. Ci fermiamo, continuate a scrivere i vostri messaggi, fra poco andiamo da Giulia. Allora, di nuovo insieme a Corner, siamo rimasti con quella domanda così che Alessandro si è conservato. È una domanda che ne contiene 2. Ah, bene. La più difficile, sta recuperando. La più difficile fra quelle 3 parate che abbiamo visto, Caturano, Orlando, Fall. Tutte e 3 parate comunque che hanno portato un risultato per la squadra, quindi tutte e 3 parate difficili nella stessa maniera per me. E poi cosa è cambiato nella tua preparazione da Porracchio a De Giorgi, che è il nuovo preparatore dei portieri? Ma credo che ogni preparatore dei portieri porta dei suoi concetti, poi sta al portiere comunque non snaturarsi, ma da ogni preparatore prendere secondo lui quello che è il meglio. Stiamo lavorando tanto, si è creato un bel rapporto con tutti i portieri, è una bella persona il mister, quindi, che stimo prima come uomo, quindi questa cosa mi piace tanto. Sono 2 modi di lavorare abbastanza differenti, però mi sto trovando bene, sto lavorando su tante cose dove devo migliorare, che magari prima non ci lavoravo, quindi avanti così, avanti con questo lavoro. Avere un portiere forte come Klaus Beters alle spalle è un incentivo alla tua motivazione, perché inizi ogni settimana dovendo dimostrare di meritare sempre la titolarità del posto al di là della prestazione precedente? È fondamentale, perché comunque è un bel rapporto con Klaus e c'è una bellissima competizione, e questo fa in modo che comunque tutte le settimane, giorno dopo giorno, si va sempre a 3000, come ho detto prima il gruppo si lavora benissimo, Klaus ha una bella mentalità come la mia, di lavoro giorno dopo giorno, quindi è stimolante che per me, sia per me, per lui, per crescere, e questa cosa ti fa rendere al meglio secondo me, perché comunque ti tiene un tasso di lavoro veramente, veramente alto, che poi comunque ti fa fare determinate prestazioni. Andrea, il portiere bravo è quello che come te in 3 giornate ha portato quantomeno dai 2 ai 4 punti alla squadra con le tue parate, o è quello che comunque amministra tutta la linea difensiva e tutta quanta la squadra durante la partita? Cioè, è più importante l'esplosività del gesto e della parata importante, o la gestione con i compagni di squadra? Oltretutto là davanti ai 3 marpioni di quelli seri. Bravo, il portiere bravo è quello che insieme ai difensori e centrocampisti attaccanti alla fine dell'anno ti fa vincere il campionato. Quindi questo è il portiere bravo. Poi Una grande risposta, devo dire. Poi lo vedremo a fine campionato, se il portiere è bravo o no. Vorrei andare un attimo da Giulia, Sì. perché i messaggi, sono capirete, tanti. sono veramente E tantissimi. poi facciamo un po' di moviola. Poi facciamo un po' di moviola, dai. Scrivono: grande Andrea, porti sicurezza, porta CB e poi vedrai cosa succede nelle strade di Catania. Continuate così, con umiltà, domenica dopo domenica, e sempre Forza Catania. Grande Dini, sin dalla prima apparizione a Catania hai dimostrato impegno e concentrazione. Rinnovo meritato, sei il nostro numero 1. Mi auguro che non siano i soliti fuochi di paglia, ma questo dipende dalla squadra. Per uscire dall'inferno della C serve tanto sudore, attaccamento alla maglia e anche umiltà. Prendiamocelo un po' di euforia per ogni tanto, è vero, è la terza sì, che non giornata fa di male. campionato. Però sai Angelo, se ho capito bene, che aria tira quest'anno, secondo me loro a Cosenza vanno a fare la prima partita di campionato. Queste 3 partite non contano assolutamente nulla. parlavo. O no, Andrea? No, condivido questa cosa qua, anche il mister martella tanto su questa cosa, quello che è passato non è passato, bisogna pensare solo a Cosenza, poi dopo la prossima, però il nostro obiettivo è solo Un passo Cosenza. alla volta. Un passo alla Questa volta. è la classifica, la possiamo vedere, è un bel vedere. Aggiornata con il fatto che il Foggia
ha riottenuto i 3 punti che gli erano stati dati di penalizzazione oggi, quindi Foggia 3 punti, non più 0 come era fino a oggi alle 14:30. Però non mi riferivo all'ottica della squadra, sì, mi riferivo all'ottica dell'utenza, all'ottica del tifoso. Da quanto tempo non capitava che il Catania fosse primo in classifica con 0 gol subiti, con 11 gol realizzati? E allora, se è vero che saggiamente si dice siamo soltanto all'inizio del campionato, altrettanto vero è fateci ubriacare per 3 domeniche e fateci godere questo momento, anche perché è un momento che coinvolge una città che nelle ultime stagioni ne ha viste davvero parecchie, ha dovuto subire le retrocessioni, la cancellazione, il fallimento, ha dovuto subire anche le incertezze delle gestioni, seppur ricche di soldi ma ancora povere di esperienze, tanta buona volontà, ma con esperienza che invece si è andata a concentrare con tentativi ed errori ben riusciti in questa stagione, perché questa è una stagione... Angelo, ma l'evento agonistico deve essere così, cioè che ci sia uno stadio festante a fine partita, non ci piove, ma durante la settimana ci vuole molto più equilibrio, Alessandro, perché i successi sono frutto dell'equilibrio, non si può passare dall'inferno al paradiso ogni settimana. Alessandro, questo quello che dici tu è corretto, non è un pensiero che premia. Però per quanto riguarda la squadra, poi il tifoso, sai, si infiamma facilmente, si deprime anche altrettanto facilmente, però se in questo momento ha la possibilità di sprigionare la propria felicità, non deve essere represso da questo punto di vista. Ma lo fa nel contesto dell'evento partita, finisce la partita è finita. Quando va al bar, non puoi dire non gioire per la vittoria del Catania. Guarda, c'è un messaggio, fra poco girerà, immagino. È 10 anni che facciamo la muffa in Serie C, ci sarà anche un motivo. Sì, però cioè, non è sempre solo colpa del risultato del campo. Che si è pentito di non essersi abbonato, che adesso comprerà i biglietti per tutta la stagione. Quindi significa che c'è una sorta di rinnamoramento tra la tifoseria e la squadra. È un momento, lo sport è anche bello. un fatto culturale. Sentiamo cosa vuole dire. Ci deve essere sempre una base di valutazione corretta. Questo innamoramento da parte dei tifosi, perché alla fine penso che poi nei momenti veramente di difficoltà sarà bello comunque soffrire tutti insieme, perché arriveranno quei momenti lì, il campionato sarà lunghissimo, lo sappiamo benissimo qual è il campionato di Serie C, soprattutto del girone C, che rispetto agli altri 2 gironi non ha niente a che vedere. E sarà bello in quei momenti soffrire insieme, uscire insieme da quei momenti e poi raggiungere quell'obiettivo insieme. Quindi parla da leader, cioè la verità è che si vede in campo però, no? Max, tu vedi giocatori di Serie A, ne hai conosciuti tanti, poi prima delle partite, dopo le partite, chissà quante volte sei fermato a parlare con veri campioni, però questo è un ragazzo che già parla da campione, ragiona con una mentalità vincente, grande equilibrio che poi trasmette a tutta quanta la squadra. Ma guarda, io ho avuto la fortuna di conoscere Andrea prima di questa sera, quindi io a volte giudico le persone, il modo di essere anche dal body language, cioè da come si muovono. Lui è sempre una persona molto composta, si vede anche dallo sguardo, sempre molto concentrato, e non è un caso che se c'è in porta un tiro durante la partita lui lo prende, perché è proprio la sua forma mentis che lo porta, perché per chi ha voglia, determinazione di raggiungere il grande obiettivo, che sia personale o che sia comune, legato diciamo alla squadra, deve avere queste caratteristiche qua, perché quando lui ha detto una frase che prima mi ha colpito, che era quello che mi portavo sempre dietro io. Una volta Collina mi disse mi raccomando, fai bene, guarda, io sto facendo il meglio di quello che posso fare, perché così non ho rimpianti. Se poi il meglio non corrisponde a quello che sono le tue aspettative, io sono a posto con la mia coscienza. Quello che lui ha detto prima, l'impegnarsi al massimo, dare sempre al massimo, lo fa stare bene con la coscienza, e sicuramente se ha anche delle doti e delle capacità, sicuramente verranno esaltate. Max, ti posso dire una cosa? Allora, tu ricordi quello che ti ha detto Collina? Tu cosa ricordi? Io ricordo che ho intervistato Collina in Serie C2, era venuto a Giarre. Giarre Casertana. Io ero davvero un pazzo, non sono cambiato molto negli anni. E allora lì, con l'esuberanza di chi ha iniziato a fare questo lavoro, c'era un signore pelato come me adesso, si chiama Collina, e Michele mi mandava a bordo campo a fare le interviste. Che cosa ho pensato bene di fare? No, di andare ad inseguire questo signore che governava la terna arbitrale, mettergli il microfono sotto e dirgli arbitro, va, cosa ne pensa? Che emozione ha?
a dirigere Giarre Casertana. No? E lui mi guardò, mi rispose: intanto penso a lavorare, buon lavoro anche a lei. E così finì la nostra intervista. Ero proprio un pazzo. Allora, facciamo una cosa, ci fermiamo, Sì. così facciamo respirare anche Parliamo un po' di Moviola. e dopo facciamo un po' di episodi a Moviola. Restate con noi a Corner. Di nuovo insieme, di nuovo in studio. Allora, come promesso, la Moviola. Sono Una bella raffica. una raffica, sì. Professor Velotto, Ci a lei la affidiamo parola. al professore per questo. Cominciamo col primo episodio. Anche Velotto ha iniziato a fare l'attaccante, poi il portiere, poi cacciato fuori da attaccante e da Questa è portiere. l'ultima possibilità. Però quella è andata bene. dai, che era Partiamo Ateneo subito. ha provato Siamo a all'inizio intervistare partita. anche lui, ma No, niente. si è chiuso nel silenzio. Niente, Si è assolutamente. chiuso nel silenzio. Vediamo questo primo episodio a Moviola, il fallo di mano di imputato in area di rigore. Vediamo che cosa è successo. Quinto Eccolo qui. minuto, c'è questo cross di Donnarumma, vai Max. Allora sì, c'è questo, le immagini ci restituiscono, diciamo, poca chiarezza dell'episodio. Io in presa diretta, quando eravamo a diretta stadio, ho detto che l'arbitro secondo me ha optato per la decisione di non concedere il calcio di rigore perché sembrerebbe che il pallone prima sbatte sulla coscia e poi di conseguenza va a sbattere sul braccio. L'immagine non è chiara, perché l'immagine può far intendere anche che il braccio possa aver colpito il pallone direttamente sul cross. Vi ricordo, e ricordo ai telespettatori, che il protocollo del VAR recita una frase ben precisa: visto i ridotti mezzi tecnologici a disposizione, vale sempre la decisione dell'arbitro se l'immagine non restituisce il chiaro ed evidente errore. In questa situazione qui, secondo me, il Catania fa bene a non chiamare, a non giocarsi la card, perché in caso di review l'arbitro sicuramente sarebbe rimasto sulla sua Perché posizione. non ha un'immagine. Qua l'arbitro fa anche un gesto come dire non c'è nulla, quello è un gesto istintivo, ma è più per rafforzare dentro se stesso la scelta, ma l'arbitro qua secondo me non vede niente perché è impallato da due giocatori, si vede benissimo, lui fa questo gesto qua, ma al momento in cui avviene quel qualcosa avviene mentre i giocatori, diciamo, si interpongono tra l'arbitro e il pallone. Non vede niente. Secondo episodio, Secondo episodio, È un'azione qualche del minuto Monopoli. dopo. Sì, Sì. sempre nel primo tempo c'è siamo. questo contatto in area Gherardi, Tirelli, ma c'è la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente. Sì. Allora, Vabbè, adesso qua noi si abbiamo cercato di bloccare Sì, l'immagine. vabbè, qua si autoestingue da solo, qua la telecamera a 16 metri può solo stabilire se questa è una posizione fuori gioco, io non entro in merito. Guarda, noi ci fermiamo qui, guarda. Ecco, sì, però, Questo è quello il massimo che possiamo fare. sì, è il massimo che possiamo fare e già avete fatto abbastanza. Vi ricordo che in Serie A il VAR annulla le reti per 2 centimetri, quindi una posizione, una spalla, ricordiamo che la spalla è una parte che viene ritenuta, diciamo, influente ai fini della valutazione fuori gioco dalla spalla in giù, quindi il braccio non viene, è la parte del corpo che non si può giocare, quindi se il braccio è avanti e la spalla è indietro il giocatore è in gioco, ricordatevelo. E in questo caso qua, pur fermando l'immagine al momento in cui il giocatore ci sta, che l'assistente Io vi invito, sia scusa, stato ben allineato, può darsi che Il piede... No, vi invito a fare fermo un attimo regia, una valutazione sulle due ombre. Guardate le ombre. Sì, le ombre. Quella di Tirelli è più lunga di quella di Gherardi. Sì. Ok. Ci Dico, può stare, se secondo fosse me, allora, se fosse in stato Serie in C- gioco ci poteva essere qui calcio di rigore, Max. Secondo me no, perché per il livello tecnico che Possiamo ha tenuto scorrere con l'arbitro, l'immagine. sì, che ha tenuto l'arbitro, diciamo, c'è un contatto di gioco e non un vero e proprio fallo. Io ricordo sempre le 3 dinamiche: fallo di gioco, contatto e niente. Il gioco del calcio è un gioco di contatto, dobbiamo sapere anche interpretare i contatti che fanno parte del gioco. Domanda: se un contatto del genere avvenisse a centrocampo, il metro dell'arbitro che ha utilizzato in questa partita secondo me avrebbe fatto continuare, giustamente in maniera coerente. Anche qua secondo me non era da Andrea, Adesso però ci sì. ma a fine partita Max mi faceva tutta questa bella lezione l'anno scorso. No, magari eravamo noi che rompevamo un po' le scatole a lui su determinate situazioni, però no, in generale no. Vi siete mai Eravamo confrontati? più noi che rompevamo le scatole a Max. Vi siete mai confrontati a muso duro con lui? Nel senso, avete chiesto come mai una No, decisione c'era una piuttosto- spiegazione sua della situazione in generale, ma
diciamo che non ci sono state colluttazioni. Ecco. Il professor Velotto, vai. Andiamo al terzo episodio, perché ora entriamo in una fase dove forse l'arbitro commette qualche Se errore. posso permettermi, quando te mi hai detto il voto dell'arbitro, ho detto 6,5, te ti aspettavi un 7, Io mi aspettavo il un mezzo 7. punto lo tolgo perché secondo me ci sono due ammonizioni che, contestualizzate nell'andamento agonistico della gara, secondo me sono eccessive. Una è quella di Di Gennaro e Che è quella di questa, Piccinini, che è l'episodio successivo. che è l'episodio Intanto successivo, rivediamo è figlia- Fall che cerca col piede di testa e Di Gennaro che alza la gamba e È l'arbitro. vero che siamo al limite dell'imprudenza, però secondo me per come stava tenendo la partita, per non caricare troppo l'aspetto disciplinare, secondo me in questa situazione qua poteva anche richiamare il giocatore, visto che i toni agonistici non erano nemmeno molto alti, accesi, quindi giocarsi tutte le carte del richiamo per capire fino a che punto tirare la partita. L'ammonizione, un minuto dopo, un minuto episodio dopo, 4, lo se vediamo c'è tutta subito. l'immagine. Però è diverso l'altro. Sì, no, però vi Eccola faccio qua. vedere un gesto dell'arbitro, E sempre Piccinini riguarda. sui Menez. Sì, lui adesso c'è la ammonisce, ci telecamera pensa, stretta. ammonisce perché lui pensa a come ha ammonito Di Gennaro e ora fa con il braccio, non so se riusciamo a farlo vedere. Però qui la gamba è più alta. qua la gamba. Sì, la gamba è più alta, sono d'accordo, però in un contesto di gara siamo con la gamba alta, io dico che qua l'ammonizione è più figlia dell'ammonizione di Gennaro, perché qua non si vede perché si vede il replay, l'arbitro indica proprio ho fatto quell'ammonizione là, Per il caso per la precedente. stessa maniera faccio questa ammonizione qua. Secondo me alla fine se lui avesse risparmiato queste due ammonizioni poteva diciamo avere un carico disciplinare più limitato al termine della gara, anche perché poi dopo, se non sbaglio, Nell'episodio 5 passiamo al è fallo un di errore, Cicerelli, sì. che questo è un Fallo di fallo, Cicerelli su questo qua che- per zona di campo, su velocità imputato. e tipo di intervento, questa è una su munizione Vitelli, al scusate. 100%. Max, però permettetemi, noi abbiamo rallentato l'azione. Adesso Ti interrompo subito No, perché no, non abbiamo fatto conta anche- se prendi il giocatore. no, cioè, questo sono d'accordo con te perché là forse non c'è neanche il contatto. Ascoltami, il discorso è questo qua, il regolamento parla di colpire o tentare di colpire un avversario sia in fatto di ammonizione sia in fatto di espulsione. Il tipo di condotta a 1 metro dal quarto ufficiale, che sicuramente avrà suggerito anche un qualcosa all'arbitro, anche se la prospettiva migliore ce l'ha l'arbitro che è più distante rispetto al quarto uomo che è troppo schiacciato, quello che porta l'arbitro a prendere il provvedimento disciplinare è l'intensità dell'intervento No, ma lo tocca. in relazione. No, ma io non entro in merito se lo tocca o non lo tocca, perché per me non è una determinante. E l'intenzione... Qua quello che dovrebbe portare a fare l'arbitro, a fare l'ammonizione all'arbitro è l'intensità, la tipologia di intervento nella zona di campo in una tipologia di azione dove il giocatore sta scaricando la palla indietro, non è che è un'azione di propensione o in avanti, quindi per tipologia di intervento lui non la fa perché nella sua testa ha un carico disciplinare già troppo elevato per il tipo di gara che fa, e allora che fa? Fa un passo indietro mentalmente e dice alto un attimo, me la voglio giocare con la personalità, perché poi quello che vediamo dopo, se non ricordo, Siamo a rigore dopo. no, però vorrei fare che non c'è Questo l'episodio. episodio è 2 minuti dopo la munizione di Piccinini e 3 minuti dopo quella di Di Gennaro. Ok, però Quindi poi forse dopo, è proprio quello che ok, dici però tu. poi dopo, mettendolo in relazione, l'ammonizione di Greco del secondo Monopoli tempo, sì. per un intervento simile dove è più evidente il contrasto, non la tipologia di intervento, ma il contrasto, porta all'ammonizione di Greco. Inizio secondo tempo. E quel mezzo punto, secondo me, sono queste due ammonizioni. Fossi stato io l'osservatore dell'arbitro, l'avrei penalizzato di un 10 decimi per questa conduzione, diciamo, disciplinare che secondo me lui, essendo in possesso della gara, la stava dominando, non la stava rincorrendo, va bene, poteva gestire queste due situazioni in un'altra maniera. Rimane uno dei pochi arbitri che nella sua carriera nel CAN di Serie C non ha mai estratto il cartellino rosso. Non ha mai scritto il cartellino rosso, sì, e questo qua è un pochettino una propensione, lui ha una media di ammoniti di circa 3,85 a partita, quindi è andato anche fuori media in questa partita qua, quindi è uno che utilizza molto il richiamo, utilizza molto la personalità per evitare l'intervento disciplinare, che è l'estremo, diciamo, tentativo per reprimere delle situazioni o evitare che l'agonismo della gara Domanda si secca innalzi. però, Max,
è uno dei candidati papabili, se continua così, a Ma fare guarda, il salto in Serie B? a volte non ci sono proprio dei candidati se non si viene da un percorso. L'esempio è Allegretta. Allegretta è partito l'anno scorso, un secondo anno, che si è formato e ha dato un'accelerata nella sua stagione durante tutto l'arco dell'anno e ha messo nelle condizioni l'organo tecnico di proporlo per la Serie A e Serie B. Poli è un buon arbitro, mi fece una buona impressione anche l'anno scorso a Cava dei Tirreni, è lo stesso arbitro, e le dissi che mi fece una buona impressione. Secondo me ha delle buone possibilità, deve lavorare molto. Mi siamo confrontati anche con Alessandro di un episodio, vado fuori il tema un attimo, per quanto riguarda la partita che guardavamo ieri, Crotone-Cosenza, dove secondo me c'era un'espulsione per doppia ammonizione netta per Quan del Cosenza. Lì l'arbitro Gianquinto di Parma deve dimostrare la personalità, perché in queste categorie qua devi avere coraggio di prendere decisioni, di avere la forza, perché ti distingue anche per quello. Poi con l'organo tecnico che hanno quest'anno, con Daniele Orsato che era un decisionista ed era uno che ti premia, perché se hai coraggio di prendere decisioni importanti, va bene, devono avere il coraggio di farlo. E qua lui ha avuto il coraggio di fare cose che poteva evitare di fare. Andiamo a vedere il rigore. Sì. Il quinto episodio di Moviola. Il sesto episodio. Il quinto. Ah, scusa, il sesto, sì, ha ragione. Sesto. C'è questo contatto in aria tra Viteritti e Lunetta. Questo ce l'ha spiegato già su Diretta Stadio, ma penso che sia... Allora, qua diventa determinante il contatto. Allora, io in presa diretta ho detto subito... eravamo qua, ho detto subito che per me era rigore, ma perché è l'unica discriminante che ci poteva essere se realmente c'era stato il contatto. Perché dico subito rigore? Perché io quando arbitravo, chi ci insegnava ci diceva che il contendere tra i due giocatori è il pallone, te devi focalizzare il pallone, perché chi arriva prima sul pallone vince. In questa situazione qua è bravo Lunetta ad anticipare il giocatore, che purtroppo poi dopo nel tentativo di colpire il pallone interviene sull'attaccante e commette fallo, quindi questo è il rigore. Se il pallone avesse cambiato direzione, sarebbe stata un'altra cosa. logica la chiamata al VAR da parte di Colombo, perché giustamente dal campo si può avere anche un altro tipo di prospettiva che può indurti a richiamare alla review l'episodio. Vediamo la trasformazione. L'ho è un fatto tecnico e ne parliamo con Dini. L'ho selezionato anche perché Ciccarelli è tornato sul dischetto dopo un errore e quindi in qualche modo ha scacciato, diciamo, le streghe, diciamo così. Vediamo la trasformazione. Cosa pensi anche del coraggio di Emanuele di ripresentarsi sul dischetto? Il coraggio di Emanuele, il giocatore, è fuori di dubbio. Comunque penso che la personalità di Emanuele fa sì che si sbaglia, no? Può sbagliare un portiere, può sbagliare un difensore, può sbagliare un rigore dell'attaccante. Ma a Cava è stato più bravo Boffelli. Ha fatto una bella parata, si è buttato col tempo giusto, probabilmente l'avevano studiato e si è buttato col tempo giusto, però come ho detto prima fa parte del gioco, può sbagliare un rigore. Non ha rischiato. Ma scusa, in allenamento un rigore così te l'ha mai calciato? No, sinceramente no, però sono cose che magari non si provano, no? Okay. Magari in partita è l'istintivo, sì, l'istinto. Esatto, ma dico, non corre mezzo rischio a battere quel mezzo. Ma sai, io penso che quando si arriva lì soprattutto un attaccante, magari tante volte si fa un po' quello che ci si sente dentro, no? Alla fine un portiere, diciamo, si studia tanto, si studia i giocatori, si studia l'attaccante, come potrebbe tirare, come non potrebbe tirare. Io personalmente quando mi vado a confrontare sul rigore so che ho davanti e tra virgolette so già dove potrebbe in teoria andare a finire il pallone. Quanto tempo impieghi a studiare gli attaccanti avversari nell'ottica? Ma c'è tanto lavoro del match analyst insieme all'allenatore dei portieri, quindi a me diciamo che arrivano dati già un po' già fatti, un ventaglio, sì, quindi comunque si fa abbastanza veloce, però è importante secondo me tutti i dettagli di una partita, perché anche un piccolo dettaglio può fare la differenza alla fine, no? Vorrei tornare dalla nostra Giulia per qualche messaggio. Una valanga di messaggi. Daniele Curva Nord, i troppi complimenti non fanno bene, rimaniamo concentrati e andiamo dritti come un treno. I complimenti fanno bene perché quando sono meritati aiutano, fanno bene perché sono giusti e sono coerenti con quello che noi
abbiamo raccontato, abbiamo visto, così come a volte arriverà il momento in cui, mi auguro no, Andrea, se arriva il momentaccio, magari per una settimana ti sopporterai anche. Come ti ho detto, la stagione sarà lunghissima, si faranno errori e in quegli errori penso che, come ti ho detto prima, può sbagliare l'attaccante, può sbagliare il centrocampista, può sbagliare il difensore, sbagliare il portiere. Sarà importante in quei momenti rimanere uniti tutti insieme per superarli tutti. E Catania ha dimostrato di farlo. A proposito, solo una battuta. Sì. Quel calcio di rigore battuto ieri sotto la curva sud mi è piaciuto proprio perché lo hanno visto davanti i ragazzi della Sud. Molte volte dimentichiamo che abbiamo uno stadio che ha la rappresentanza di due curve. Hanno fatto una coreografia tutte e due le curve, è stupenda. Allora, cioè, ci dimentichiamo che abbiamo uno dei pochi stadi Con due che ha due curve che tifano, perché No, 2 curve non perché sono esatto, 2 curve, ma 2 curve che rappresentano la tifoseria, no? Cuore pulsante, con modalità, con ideologie, con significati diversi, ma poco importa, perché quando sei là dentro tifi Catania. Io mi diverto a vedere quelli alla Sud a torso nudo, anche con in pieno inverno, in mezzo al ghiaccio, in mezzo alla neve, e per me ragazzi, dove guardavi sabato, cioè vedevi da un lato i colori rappresentati in curva sud, dall'altro lato quello striscione e quella coreografia da brividi. Ma tutto quello lo era uno stadio, perché non è che Serie A. possiamo dimenticare di Quello era quelli uno che stadio stanno della Serie A. in tribuna B oppure con la Serie in C tribuna non c'entra A. nulla. Assolutamente. Zero. Dobbiamo fermare Vai. un attimo, ci fermiamo. Giulia, torno da Ci te fermiamo. fra poco. Breve pausa e poi messaggi e cominciamo anche a vedere le pagelle. Così chiudiamo sì. l'argomento partita di ieri. Certo, e poi Ci andiamo proiettiamo sul Cosenza prossimo avversario. a 360. A dopo, a fra pochissimo. Ripartiamo da dove ci siamo fermati, cioè da Giulia intanto. 61. Attenzione a montargli la testa, Dini e Dini e basta, resta concentrato e sii sempre te stesso, scrivono. non ha bisogno di raccomandazioni, lui lo è Esatto. già nato Di così. natura. È di natura. formattato. È nel suo DNA. Ciao Dini, ho 12 anni, mi chiamo Tommaso, sei il mio giocatore preferito, continua così, campione. Bello Poi, questo. sì, bellissimo. Peppe da Mister Bianco invece ti fa una domanda. Perché a fine partita non venite proprio sotto la curva a cantare insieme a noi? Auguroni per questo rinnovo, campione. Sei la nostra Sara Cinesca. Perché dalle disposizioni di Igos purtroppo questa cosa non si può fare, quindi semplicemente per questo. Semplice. Un altro messaggio. Riaprite la campagna abbonamenti e credo che arriviamo a 15.000 sicuro. Non è possibile. Non è Non si possibile, può. basta, ormai è chiusa. Buonasera a tutti, avere in portadini è Nabum, sempre Forza Catania da Sergio 66. Giulia, l'ultimo. Andrea, come è L'ultimo. cambiato il tuo... No. Finiamo con Giulia. Sì. Mi spiegate a cosa sta servendo la tessera del tifoso se poi non possiamo andare in trasferta ogni anno? Perché questo accanimento verso la nostra tifoseria? Grella, fatti sentire in Lega, Carmelo, Curva Sud. C'è un precedente di uno scontro tra tifoserie del Catania e del Cosenza ai traghetti di un po' di tempo fa e quindi questo purtroppo poi nelle valutazioni Dell'osservatorio? hanno un peso e quindi ecco spiegata la motivazione. Andrea, come è cambiato il tuo rapporto con Catania nell'arco dell'ultimo anno e mezzo? Cioè, è cambiato, si è modificato, è cresciuto? Guarda, Arrivi qua in questa città che non ti conosci. dico solo che alla fine parte delle vacanze estive le ho passate qua, quindi questo ti fa capire un po' tutto il mio rapporto con la città. Bravo, secco, così. Invece volevo chiederti sulla innovazione regolamentare della disciplina degli 8 secondi in cui il portiere può tenere in mano il pallone, se hai adottato degli accorgenti particolari e se il fatto poi a un certo punto di mettere il pallone a terra è un modo per diciamo, eludere questo controllo. No, è importante perché comunque non ci sono perdite di tempo così come magari c'erano prima, sì, magari si adotta questa cosa qua per cercare magari tante volte di perdere un po' più di tempo, però alla fine, come hai detto prima, è utile per delle perdite di tempo in più che magari prima Ma non si sei stato facevano. mai contato, vero, Sì, quest'anno? sì, sempre. Sì. Non notate, ma l'arbitro si vede proprio con la mano alta, fa conteggio con la mano. Ti aspettavi, scusami Max. Però magari Max vuole rispondere sì, su questo poi aspetto. vado avanti. Vorrei aggiungere che non è una novità questa, perché il regolamento del gioco del calcio ha sempre diciamo, previsto che C'è una sanzione però.
c'era il calcio di punizione in diretto. Che non davano mai. Ora è un calcio d'angolo. Siccome hanno alleviato, diciamo, la punizione, allungando leggermente la ripresa da parte del portiere, però diciamo che una sanzione e una regolamentazione della ripresa del gioco, del rilancio del portiere dopo che si è impossessato il pallone è stato sempre previsto dal regolamento. Purtroppo dipende molto dagli arbitri. Dagli arbitri prima era molto difficile fischiare. Io in carriera mia con tantissime partite non ho mai fischiato un calcio di punizione indiretto in area di rigore per perdere tempo a parte del portiere. Fa parte del gioco, come tutte le cose fanno parte del gioco, c'è un regolamento di campo e a volte l'arbitro era la 17ª regola che prevedeva che diciamo, il buonsenso ti porta a sopportare, però purtroppo a volte in questa categoria qua io ho assistito a cose, a scene antipatiche veramente che danno fastidio, che portavano a delle perdite di tempo impressionanti. Vi siete accorti, lo dico a tutti e due, Max e Andrea, che sono drasticamente diminuite le simulazioni in area di rigore, perché l'attaccante che magari ha l'idea di tentare la simulazione sa che comunque con l'FVS, con il controllo non la fa franca. L'avete constatata questa cosa? Ma più che altro c'è una percezione proprio, diciamo, del contatto diverso. Sì, vedo che comunque in percentuale c'è molta meno gente che magari finge il contatto proprio per questo tipo di motivo, perché alla fine poi viene smascherato alla fine, quindi sì, vedo una differenza sotto questo aspetto. Che ne dite se adesso facciamo le pagelle? Dai, l'ultima domanda. Senza svelare segreti di ufficio e di Stato, ma avete un protocollo per le comunicazioni in queste circostanze tra campo e panchina? Cioè, alzare il dito, farlo girare soltanto quando è una cosa strettamente necessaria. È una cosa nuova questa, quindi ancora è un po' in fase di sviluppo, di sperimentazione, però penso che magari anche dalla panchina sono in tanti che vedono un po' tutto, quindi magari tante volte non c'è anche bisogno della comunicazione per chiamare l'FVS. Allora, le pagelle, e volevo ricordare prima delle pagelle che domenica alle ore 14 Patanè. Siamo in diretta, no, ma Patanè. Come se tu sei a passeggiare a Piazza Stesino. Ho detto siamo. A Cosenza ci vai tu. A Cosenza però ci vai tu. A Cosenza ci vado io, ci va Marco Carli. Ti prepari la valigia. Ci va Carlo Breve, ci va Gio Pandolfo. Ci va qualcun altro forse? Ci vanno tutti i nostri registi, quelli che lavorano con noi, ci vanno i cameraman. Ci vai anche tu. E come no? Sei qua, ci va Alessandro, ci sta anche Max. Questo per dire che cosa? Per dire che noi abbiamo una diretta, che è una diretta importante, ed è la prima diretta in chiaro, gratis, che i nostri telespettatori in Sicilia possono vedere, è un'esclusiva di Telecolor e arriva in un momento in cui incrociamo le dita, speriamo di raccontarvi sicuramente una bella partita. Siamo certi che questi ragazzi stanno partendo motivati, noi partiamo al loro seguito, più motivati di loro, perché Andrea è qui da 2 anni, noi siamo qui da qualche anno in più, e vogliamo davvero spingervi affettuosamente al raggiungimento di un obiettivo, anche perché con ogni probabilità da qui a dicembre avrete anche delle novità, avrete un campo nuovo e diverso dove potervi allenare e una struttura che comunque sta crescendo in maniera esponenziale. Ci saremo anche noi, intanto partiamo da Cosenza. Alle 14 di domenica una produzione di 4 ore sino alle 18. 2 palle incredibili per chi non segue il calcio, anche se qualcuno ogni tanto ci... Perdonami se ti faccio un piccolo richiamo, comunque Andrea è qua da gennaio. Non da 2 anni. Vabbè, 2 anni calcistici. 2 anni calcistici. 2 stagioni calcistiche, no, da questo punto di vista. Specifica. 2 stagioni calcistiche. No? Allora, difendiamo tutti i Patanè in questo caso. A proposito di Andrea, andiamo a vedere le pagelle. Cominciamo dal migliore. Uno a caso. Uno a caso, perché il migliore della partita disputata sabato ce l'abbiamo proprio qui, ed è Andrea Dini con voto 8. Nella sua classifica stagionale sale a quota 4 punti. A 2 messe a referto, con la parata su Orlando Accava ne aggiunge altrettanti con una risposta fenomenale sul destro da 6 metri di fall. Si sdraia in un istante e con la mano destra aperta rende reale un salvataggio quasi impossibile, che cambia completamente la storia della partita. Un intervento in 100 punti, ma sfoderato proprio quando serve, come insegnano Tiam per la Juve Stabia e Iannarilli per l'Avellino nelle rispettive annate promozione.
Adesso invece vediamo le pagelle di tutto il campetto e iniziamo dall'allenatore toscano con voto 7,5. 8 per Dini, 7 Ierardi, 6 per Allegretto che prende il suo posto, 6,5 per Di Gennaro, Pieraccini e Casasola, 6 per Corbari e D'Ausilio 7, Aloi 7 e 7 anche per Donnarumma. Allora, 6,5. 7,5. Ah, 7,5, ok. 6,5 per Jimenez, 7 Cicerelli, e Forte 6 e Lunetta 7,5 che poi prende il suo posto. Non chiedo nulla ovviamente ad Alessandro sulle pagelle che ha fatto lui, però chiedo a te Angelo di dare Se una le tua fai impressione. Cosa volevi dare in più o togliere? Su Dini assolutamente, l'ho detto a fine partita, ce lo siamo detti con Alessandro, non perché sapevamo che... Non lo sapevamo, l'abbiamo Non lo saputo sapevamo. ieri L'abbiamo sera. saputo ieri sera, avevamo già parlato, perché ho detto per me questo è un pazzo e vale il migliore in campo, perché in un nanosecondo cambia la partita e la cambia a favore del Catania. Quell'intervento è per me determinante poi nel risultato finale, perché stavamo soffrendo, ci siamo dimenticati di raccontare questa parentesi, perché per un quarto d'ora abbiamo sofferto anche parecchio. La sua tensione è salita perché ho visto come ha amministrato la squadra in quei momenti, e forse quel coefficiente di difficoltà in più sta anche nella concentrazione e anche nella preoccupazione che ha avuto in quei 10 minuti di dover reggere tutta quanta la linea difensiva e comunque tutta quanta la squadra. Quindi 8 in pagella va bene. Non mi piace, non è che non mi piace, Non sono d'accordo. non è manco, avrei dato un mezzo punto in più se ci fanno rivedere un attimo le pagelle a Pieraccini, perché pronti e via, chiamato in causa, entra in campo, Celli non c'è, io reputo che sia uno stracandidato a diventare titolare, ha giocato una buona partita. Guarda che Celli non ha avuto niente. Ok, sì, ok. Però Secondo me sarà disponibile per domenica, poi sceglie Toscano chiaramente. un mezzo Come punto. sarà disponibile Francesco Di Tacchio, che domani torna a pieno regime in gruppo, quindi attenzione alla possibilità di una candidatura per una maglia a Cosenza anche per Francesco Di E Tacchio. poi là davanti ho E visto- poi, perdonami, ci torniamo subito a proposito di domande che si sono diffuse al Massimino sabato: perché non è entrato Caturano? Caturano aveva avuto un leggero affaticamento muscolare, Sovraccarico. quindi sarebbe entrato solo in caso di necessità e poteva farlo, ma visto l'andamento della partita è chiaro che non c'è stata la necessità. Ultima Esattamente. nota, abbiamo soltanto una nota di incoraggiamento: 6 a Forte è un voto che non premia gli sforzi di un ragazzo che ovviamente è stato messo in difficoltà da un confronto con una squadra che ha una linea difensiva completamente diversa, sicuramente molto più Di Marpioni. esperta di Marpioni, però è un ragazzo che si mette a disposizione della squadra. Profezia, Forte domenica parte dalla panchina, questo è la mia, tu pensi no, ma la mia profezia Vediamo chi è più bravo dei due, chi ha la palla secondo me giusta. per me parte Caturano tutta la vita. Per me parte Forte. Va bene, allora, Caturano. visto che stiamo già parlando della prossima settimana, breve sosta e poi cominciamo a parlare dell'avversario fra non molto, dopo questo ultimo break, perché fra un quarto d'ora praticamente togliamo le tende, perché c'è la differita, l'integrale differita di Catania Monopoli. Fra pochissimo, restate insieme a noi. Continuano a parlare ininterrottamente anche durante la pubblicità. Qual era il problema in questo No, momento? nessun problema. Vi siete messi d'accordo? noi non Forte, facciamo- Caturano? noi non Vogliamo facciamo- dare un consiglio a noi non Toscano? Fa anche scommettiamo. rima? Non lo so. No, Che dobbiamo Toscano fare? ha bisogno. Ecco. Se a Toscano gli dà un consiglio ti dà un ceffone, lui è proprio così. No, perché siccome tutti e due scommettete. Lo conosci. No, niente, stavamo solo facendo le considerazioni su quella che è la grafica che adesso la regia ci E mostra. nella grafica su? La panchina contro il Monopoli, Eh. che credo sia il manifesto della differenza tra la scorsa stagione e questa stagione. Quest'anno il Catania, considerato che aveva indisponibili per questa gara di sabato Celli, Guaini, Di Tacchio e Rolfini, in panchina aveva Beters, Coco, Raimo, Martic, Allegretto, Stoppa, Chiros, Lunetta, D'Ausilio e Caturano. Che gioca titolare, secondo me, la prossima partita. Guarda, c'è Ok. un telespettatore che scrive, dice: ma chi gioca? Forte o Caturano? Secondo me è forte. Allora, Vagliasindi dice Forte, Patanè dice Caturano. Io penso, Alle 14:30, 14:20 di domenica sapremo. penso che lo sapremo già intorno alle 14:10. Vabbè, quello- Quando vi dà la formazione Toscano, Andrea?
Ma diciamo che durante la settimana magari si può un po' immaginare chi potrebbe giocare, però fino all'ultimo comunque ci tiene un po' sulle spine. Un'ora prima della partita? Sì, alla fine sì. Senti, il primo è sempre il primo che esce dal pullman, sempre con quella faccia concentrata, ma è sempre arrabbiato oppure è proprio teso? Guarda, come diceva lui, la cosa bella di quest'anno è proprio questa, no? Perché sabato dicevo ai ragazzi, quando magari si può provare un po' chi potrebbe giocare contro chi no, e tante volte magari chi non gioca rulla Esatto. quelli che potrebbero giocare, ed è questa proprio la cosa bella, no? Che magari quelli che magari non possono magari partire dal primo minuto, diciamo, tante volte danno tante scoppole a chi magari potrebbe partire dal primo minuto, quindi è proprio questa la cosa bella secondo me, ed è la cosa fondamentale, che alla fine poi ti tiene alto il livello dell'allenamento, ti tiene alto il livello di tutti i ragazzi, e chi entra, come abbiamo visto magari Pieraccini all'ultimo minuto, che magari forse poteva non giocare, invece si è trovato a giocare per un affaticamento di Alessandro, si è fatto trovare subito pronto. Questo è un indice che comunque siamo tutti sulla stessa strada, Tutti sul pezzo. lavorano sul pezzo. Bravi. Allora, A proposito della grafica che abbiamo visto prima, se la regia al volo ce la può mostrare nuovamente, tornerei su Queiroz, che diciamo è uno dei 3 giocatori che il Catania ha tesserato, il cui annuncio è stato fatto nella vigilia della partita col Monopoli. È un giocatore classe 2006, come caratteristiche uno Jimenez, un 3/4, che era già stato in ritiro a Norcia, e non fa numero nella lista dei 23, quindi continuerà a allenarsi con la prima squadra, Perché è un 2006. è un 2006, all'occorrenza, se fosse necessario, è un giocatore che Toscano può utilizzare senza occupare slot nella lista dei 23. L'altro giocatore invece, Chilafi, è attualmente infortunato, ha una condizione, diciamo, di status diversa, lui invece non gode, diciamo, di questa esenzione, è un 2004, però è reduce da un infortunio. Un altro giocatore interessante, come caratteristiche mi dicono sia come tipologia uno Sturaro, ecco, come tipologia di calciatore, al momento infortunato, quindi questo è un discorso che il Catania valuterà poi nel prossimo. Il terzo è in prestito direttamente in Serie D. Sì, possiamo vedere adesso Cosenza. la scheda del Cosenza, andiamo Poi allora da Giulia. facciamo dei ragionamenti, perché ieri abbiamo seguito la partita. Abbiamo anche delle immagini, Crotone forse Cosenza, dovremmo però anche prima vederle, andiamo perché- sulla scheda, Intanto la scheda. del prossimo avversario, eccola qua. Cosenza che finora ha totalizzato 2 pareggi, tutti e 2 in trasferta, a Monopoli e a Crotone, e ha perso in casa con la Salernitana per 2-1. Sei andato in anticipo, hai tolto la parola anche a Giulia, avrebbe No, dovuto... vabbè, abbiamo Tranquillo. concordato che fossi siamo io concordati. il narratore di il questa, narratore di questa di grafica. Sì, sì. Possiamo restare ancora sulla grafica per dare altre notazioni utili in vista della partita di domenica. Come potete vedere a sinistra il capocannoniere, se così si può dire, è Mazzocchi, 2 gol, l'altro gol l'ha realizzato Florenzi. A Crotone Boucher ha cambiato sistema di gioco. Allora dovete sapere che Boucher, per quello insomma che racconta il suo curriculum, è un allenatore che tendenzialmente si schiera a specchio, cioè a seconda dell'avversario che ha di fronte utilizza quasi sempre, chiaramente se ha gli effettivi per poterlo fare, un sistema di gioco a specchio dell'avversario. Siccome il Crotone giocava 4-3-3 o 4-2-3-1 se preferite, si è messo a specchio e ha cambiato sistema di gioco, perché nelle precedenti partite aveva giocato con i 3 difensori, 4 centrocampisti, 2 3/4 e una punta. Possiamo vedere la formazione nell'insieme che ha schierato. Un po' come il Catania. Potrebbe essere la stessa formazione che vedremo domenica al San Vito, cioè quella del Cosenza, e possiamo entrare nel dettaglio. Allora, importa la premessa. Sì, a occhio e croce io credo che sarà questa, se la grafica ancora la possiamo mostrare per dare appunto il dettaglio dei titolari. Vettorella è il portiere, 4 difensori sono Cimino, Dametto, Caporale e Ferrara, a centrocampo Juan, Langella e Contiliano, vecchio obiettivo del mercato del Catania quando militava nella SPAL. In avanti i 2 3/4 Florenzi e Cannavò, poi al posto di Cannavò è entrato Ricciardi,
e la prima punta che è Mazzocchi, giocatore scuola Atalanta, è stato compagno di squadra nella primavera dell'Atalanta di Gabriel Lunetta a inizio carriera. Un giocatore molto temibile, con dei bei colpi, e l'altro giocatore secondo me molto molto insidioso è Aldo Florenzi, un brevilineo, il passo svelto che può fare assist, può cercare l'uno contro uno in fascia, e a centrocampo l'uomo diciamo più di spicco è Juan, ex Perugia, centrocampista di corsa e di qualità, che ha anche un bel tiro dalla distanza. Il difetto secondo me lo possiamo andare a ricercare nella qualità dell'esterno di destra Cimino, che secondo me è un po' qualitativamente più in basso come livello rispetto a Ferrara, che proviene da una stagione nel Benevento, e poi il fatto che sulle palle inattive, da un punto di vista difensivo, pagano qualcosa in termini di struttura, e in questo senso il Catania abbiamo visto che invece riesce a trarre il massimo profitto dalle situazioni di palla inattiva in fase offensiva. Hai anticipato in qualche Dobbiamo modo presentare bene la partita, andiamo in diretta, in chiaro, Dini perdona. praticamente ha qualche anticipazione, no, sulla partita di Cosenza. Rispetto all'anno scorso sullo studio delle palle inattive, quest'anno sembrano molto più efficaci, anche se poi nell'ultimo percorso della scorsa stagione è diventato anche un vostro bigliettino di presentazione, un bigliettino da il visita. tempo non è cambiato, il tempo di impiego è lo stesso. Secondo me non è tanto il tempo di impiego, con quanta incidenza tu fai quel tipo di gesto in quella determinata situazione lì, in quello che si prova, quanto ci credi in quello che tu fai. Quanto vi agevola il fatto di avere proprio nella panchina che abbiamo visto prima degli compagni di squadra che hanno caratteristiche diverse ma altrettanta efficacia, mi riferisco soprattutto alla batteria dei trequartisti. Prima abbiamo parlato dei tuoi compagni di reparto della linea difensiva, ma tra un po' arriveranno anche i centrocampisti. Avere una variabile non solo negli uomini ma anche nell'atteggiamento tattico, ma anche nella struttura fisica, nel tipo di tecnica che ciascuno di voi usa. È un vantaggio, e come pensate di poterlo sfruttare da qui alla fine? Sicuramente è un vantaggio, ma il vantaggio più grande penso sia nella mentalità che la squadra ha, nel senso che penso che ognuno si senta partecipe anche se non parta dall'inizio, e questo penso che sia fondamentale, perché nel momento in cui entri è lì veramente che si cambiano le partite, è lì veramente che si fa la differenza. Quando trovi davanti una squadra stanca e magari tu entri al 70-80esimo con lo spirito giusto, tante partite si decidono lì, e quindi questa durante il campionato sarà una cosa fondamentale. Come dicevo prima, negli allenamenti vedo grande partecipazione da parte di tutti, in qualsiasi squadra giochi durante l'allenamento si danno casacche, non casacche, eccetera eccetera, c'è sempre della grande competitività, e questo ti fa sì che poi il livello della squadra si innalzi. A Cava dei Tirreni sei venuto all'intervista esordendo con un ricordo a Stefania Sberna. È cresciuto anche il rapporto con la professionalità del vostro ufficio stampa, che si è allargato, che si è accresciuto. È un Catania che cresce anche lì in maniera esponenziale, perché tutto nasce non soltanto dalla sensibilità di ciascuno, ma anche da come vi confrontate dentro e fuori dal campo. È una mia sensazione, o sbaglio? Sì, la cosa bella è che c'è grande comunque positività e voglia di costruire qualcosa in ogni ambito di società, totale, su tutti i fronti. Con l'arrivo del nostro Sapienza c'è stato un grande plus aggiuntivo, quindi penso che in ogni campo la società comunque è pronta a mettere sempre quel tassello in più per cercare di migliorare quelle piccole cose che poi sommate una dopo l'altra ti fanno la differenza, e la squadra in campo è il culmine ultimo. C'è una domanda per me, posso fare? Sì, no, semplicemente sì o no. Un'interazione. Mi chiedono se c'è qualche possibilità del prolungamento di contratto per Jimenez. Per fare chiarezza, il Catania ha proposto un rinnovo fino al 2028 con lo stipendio raddoppiato rispetto a quello che attualmente percepisce Jimenez. Al momento la risposta da parte dell'entourage di Jimenez è stata negativa. Benissimo, torniamo da Giulia perché abbiamo 1 minuto e mezzo e facciamo un po' di domande veloci. Sì, perché sono tante non possiamo le domande fare altro, per Dini. A proposito del Cosenza, secondo Dini la situazione societaria può incidere sull'umore dei calciatori?
si chiedono. Io penso che quando va in campo tutto rimane fuori. Ovvio che in fondo magari su tanti aspetti l'umore della squadra può essere intaccato, ma alla fine penso che quando va in campo, soprattutto in quelle situazioni, a volte puoi fare ancora di più il gruppo. Io quell'anno di Trapani alle spalle praticamente non avevamo una società, ma in campo siamo riusciti a dare ancora di più, proprio perché lasciavamo fuori tutto quello che c'era intorno e ci ha fatto fortificare ancora di più, e questo poi si è visto durante la stagione. Giulia. Ancora una domanda, qual è l'atmosfera nello spogliatoio in questo periodo di successi, insomma? Ma la stessa che c'era a inizio stagione, nel senso che comunque penso che lo spogliatoio deve essere bravo in qualsiasi momento sempre a mantenere quel tipo di equilibrio che comunque non deve essere condizionato dai risultati, ma deve sempre aver ben fisso l'obiettivo, lavorare giorno dopo giorno. Quello deve essere solo il termine ultimo per far sì che comunque riusciamo a raggiungere l'obiettivo che tutti vogliamo. Però... Sorrido perché ho in mente un simpatichetto. Sorrido perché il tempo è finito. Io. Ho visto un post filmato che sembrano i Jalis, cioè sembrano trottolini amorosi tra, sia forte che caturale. Vabbè, vedremo cosa succede, d'accordo. Ha fatto fare un bel filettino. No, sembrano davvero... Velocemente andiamo da Giulia. Velocemente un messaggio per Andrea ancora. A Dini dobbiamo farlo santo subito a Roma, benedetto dal Papa, e grazie a lui che troveremo la B. Da 139 special. Poi un ultimo messaggio e concludo. Gagliano, grande trasmissione, ma vogliamo 2 ore di trasmissione, 1 ora e mezza è troppo poco. Grazie. E comunque grazie a tutti ragazzi, da Marco da Mascaroncino. Grazie per la fiducia, Patanè. La verità è che noi continuiamo anche dopo. Esattamente, allora ci fermiamo qui almeno per quanto riguarda la diretta. Offline l'altra volta. Grazie davvero, grazie ad Alessandro. Grazie a voi. Grazie ad Angelo Noi ci Patanè. vediamo domenica. Un saluto da Pierrita per Patanè. Ecco. Non lo so. Il regalo. Messaggio in codice. Messaggio in codice, va bene, grazie a Max a voi. Melò. Grazie ad Andrea Dini per essere stato con noi questa sera, ovviamente grazie anche a Giulia. Grazie che a ha voi e una passato buonanotte un a numero tutti. impressionante di messaggi, abbiamo selezionato quelli che abbiamo potuto. Dalla regia ci fanno segnale, guardate che sfumano. ci minacciano Si anche. sfumano. Abbiamo finito. Adesso Carli e Carlo. Esattamente, In per la telecronaca differita integrale di Catania Monopoli, e ricordate domenica dalle 14 la diretta in chiaro, in esclusiva su Telecolor di Catania Cosenza. Grazie a tutti, le produzioni sportive continuano perché venerdì c'è preview, questo non lo dimentichiamo. Noi torniamo come sempre a lunedì. Buonanotte.